Quindi l'unico rischio che correte è che faccia io la relazione anziché te. È veramente un bellissimo libro, è un libro, ci domandavamo prima con l'editore se dovessimo decidere dove posizionare in una libreria, se è un libro che va posizionato in narrativa, in libri di viaggio o in manuali enogastronomici, e devo dire che avrebbe un senso in ognuna di queste tre collocazioni. E questo è l'aspetto eclettico del libro e che io trovo molto interessante. Poi una cosa molto bella di questo libro è che è un libro che stimola fantasia e anche curiosità, nel senso che immagino lo leggerete dopo questa nostra serata, ed è un libro in cui io ho perso tantissimo, ho investito tantissimo tempo su internet ad andare a cercare e a stanare tutti gli pseudonimi, tutti i vari titoli delle varie persone che nel libro sono citate, perché tutte le persone che trovate citate sono persone che alla fine sono persone reali di questo territorio, solo che sono sotto pseudonimo, quindi bisognerebbe, viene voglia di andare a fare un po' di ricerca e questo è l'aspetto più o meno simpatico di questa lettura. E poi a me un libro che tratta di enogastronomia e tratta di cose legate al cibo piace molto, perché ho trovato poi citato nel libro questo gastronomo del 1800 che diceva che la salvezza della nazione la si deve molto spesso anche alla propria cultura enogastronomica. E ho trovato una risposta per l'Italia, non ho trovato motivi per cui l'Italia potesse ancora essere tra le grandi potenze di questo secolo, e forse ci salva proprio l'enogastronomia, altrimenti non avrebbe senso essere ancora una grande potenza, un grande paese di riferimento. E quindi insomma, carico di ironia, carico di contenuti reali, carico di stimoli, viene voglia veramente di girare il Veneto dopo averlo letto. Lascio la parola a Giancarlo. Grazie Antonio, adesso veramente mi metti in imbarazzo perché dopo un lancio così uno si sente ancora più responsabile. Io vi chiedo la cortesia di poter stare seduto non solo e non soltanto per l'età ormai che si fanno apposta certe uscite, ma perché dopo, se non sono troppo greve, vorrei leggervi alcuni passaggi. Allora, innanzitutto cominciamo a raccontare come è nato questo libro, perché è stato il figlio imprevisto di padre certo, cioè sottoscritto, e di madre anche, vale a dire un libro scritto in precedenza. Mi spiego meglio. Nel 2009-2010 qualcuno di voi ricorderà che è uscito Il gastronauta del Veneto, edizioni 24 ore, scritto assieme a Davide Paolini. Cioè, in sostanza l'ho scritto quasi tutto io, Paolini ci ha messo la firma importante, quindi sulle sole 24 ore, che era una serie di percorsi in tutte le province del Veneto. Io ne avevo curate 5 su 7, ed erano dei percorsi in cui il fil rouge era la gastronomia, ma per portare i mondi altrove. Mi spiego. Se parliamo di radicchio, poi siamo un territorio in cui troviamo Giorgione. Se parliamo di prosecco, siamo sulle colline che dopo ci portano al Canova, Cima al Conegliano e altre cose, e questo è valso un po' per tutte le province. Quindi quel libro è stato per me una straordinaria occasione, perché per 16 sabati mia moglie, che oggi purtroppo ha l'influenza quindi si perde il lancio del libro, per 16 sabati ho avuto il viatico per andare a esplorare il Veneto, per raccontare delle storie raccontate appunto nel gastronauta del Veneto, e per me è stata un'esperienza straordinaria, perché mi ha portato a conoscere la ricchezza e la varietà di questa regione, suddivisa per province, per territori, per vallate diverse, che veramente mi ha molto arricchito e che poi è tornata utile per questo libro. Perché ho detto figlio imprevisto? Perché nel maggio del 2013 Tutto Libri, che è l'inserto del sabato della Stampa, è uscito con una sorta di concorso letterario che si chiamava In viaggio con Hervas. Giulio Hervas è un insegnante che scrive bellissimi libri, abita a Treviso, e per noi di Castelfranco dovrebbe essere conosciuto perché ha raccontato la storia di Franco Antonello, che Sette abbraccio non avere paura, un libro bellissimo, e è nato da questo viaggio di Antonello col figlio. Si vede qualcuno nella redazione di Tutto Libri e ha detto: beh, allora
Immaginiamo un romanzo fatto dai lettori che immagina un viaggio. Il viaggio, il bando di concorso di questo romanzo a puntate scritto dai lettori era un viaggio che andava da Venezia, meta obbligata di partenza, arrivava a Trieste, meta obbligata di arrivo, in mezzo uno poteva fare quello che voleva. Avevo un piccolo problema però, anzi due dal mio punto di vista. Primo, la filosofia era quella dello scambio, cioè non era un libro di scambisti, semplicemente il protagonista del libro doveva viaggiare praticamente a UFO, cioè inventandosi tutta una serie di aggetti per cui non spendeva. E poi, drammatico per me, ogni capitolo doveva essere rigorosamente di 9000 battute. Chi mi conosce già da questo incipit di questa presentazione del libro ha capito che per me sta dentro. Allora, no, ho l'orologio comunque, sta dentro i tempi o le battute può creare delle difficoltà. Allora ho detto, beh dai, proviamo. È partito il primo capitolo e chiaramente il protagonista non poteva che chiamarsi Marco Baratto, perché se la trama si dipanava sul fatto che dovevi comunque viaggiare di scambio con i tuoi interlocutori per raccontare delle storie, il protagonista non poteva che chiamarsi Marco Baratto. E poi ho scoperto che a Castelfranco ci sono dei Baratto, un'altra storia. E il primo capitolo è nato in un certo modo, c'è questo Baratto che è un giornalista che è nato da queste parti, però la vita, un giornalista fotoreporter, la vita l'ha portato a vivere a Milano e a girare il mondo. Viene convocato da un editore di Venezia che guarda caso si chiama Cesare De Giorgis, che è un po' scafato di editoria, sa già chi è l'editore a Venezia e che si chiama sì Cesare ma non De Giorgis, anche se c'è il De, che si chiama in realtà Cesare De Michelis. E Cesare De Michelis l'ho conosciuto, che è il fratello di Gianni, conosciuto per 3 ore a Castelfranco, è venuto tempo fa a fare una relazione al museo ed è una persona straordinaria. Allora, quando ho dovuto cominciare a costruire i personaggi, lui è stato per me uno dei protagonisti e l'ho ritratto anche in una maniera molto, diciamo, affettuosa, che poi è uno dei personaggi seriali che si ritrovano durante le varie pagine del libro. E questo De Giorgis incarica Marco Baratto di preparare una specie di collana di piccole monografie che trattano temi diversi tesi a valorizzare il Veneto. Perché? Il Triveneto in generale, il Veneto lui in particolare, perché gli preannuncia che sarà il suo canto del cigno come editore e abbiamo dei grandi, stiamo parlando del 2013, abbiamo dei grandi appuntamenti all'orizzonte, l'Expo 2015 che ormai ci siamo, poi il centenario della Grande Guerra ci siamo dentro. Si sperava al tempo che ci fosse anche Venezia, capitale europea della cultura nel 2019, il progetto è saltato ed è stato corretto all'ultimo momento nel libro perché stava andando in stampa quando è saltato fuori che Venezia è saltata. Comunque non importa. Allora questo Baratto prende sede a Venezia per 3 settimane perché la moglie, che si chiama Paola, in questi casi le mogli bisogna sistemarle quando padre, no? Allora questo Baratto ha sposato una signora che era un medico chirurgo che faceva 1 mese all'anno volontariato in Africa, quindi casualmente la moglie in Africa fa il medico volontario e Baratto gira il Veneto per scrivere il libro. E da qui sono nati una serie di capitoli, tanto è vero che, e me l'ha confermato anche Antonio prima, il libro ha un vizio proprio di concepimento, vale a dire questo nascere da questo concorso letterario di tutto libri con le 9000 battute, la logica del Baratto e tutto il resto. Quello è successo che al secondo capitolo mi sono rotto le scatole e ho cominciato a correre per conto mio. I capitoli sono lievitati a 12, 14, anche 16.000 battute dove serviva e devo dire che mentre all'inizio si zoppica un pochettino, perché appunto a parte che era tanto che non scrivevo, a parte qualche presentazione su qualche catalogo, libro, altre robe, a un certo punto ho cominciato a divertirmi e quindi dopo il libro ha preso piede e quei 2 o 3 che l'hanno letto confermano che dopo la pagina 200 dove sei arrivata tu si comincia un pochettino a viaggiare. E allora vi do un'altra chiave di lettura per capire un pochettino come affrontare a creatura, perché quando uno a creatura, perché quando tu cominci a avere in gestione a creatura, c'è un libro, veramente diventa parte di te. E a un certo punto cosa è successo? Che ero già arrivato al secondo o terzo capitolo e nel 2013 abbiamo avuto i finalisti del Campiello. Per 4 anni siamo stati tappa del circuito italiano dei finalisti del Campiello e tra i finalisti di quell'anno c'era un certo Giovanni Cocco,
che ha scritto un libro che si chiamava La caduta, abbastanza profetico anche sull'ordine delle cronache lette in questi giorni, e con lui c'è stata una empatia immediata, tanto è vero che in quella giornata che ha passato a Castelfranco ho cominciato a confidarmi con lui. Allora ho detto, beh dai, prova a mandarmi i primi capitoli, e mi ha dato appunto qualche dritta. Vedi, devi parlare un po' più di donne, devi metterci un po' di sesso, roba del genere, che io, il pulp è quello legato alla caccia all'orso, ma la tiriamo fuori dopo. E quindi da lì ho cominciato anche a dare una reimpostazione alle storie, e da lì dopo sono nati i diversi passaggi. Quindi, prendendo spunto da diverse esperienze che ho vissuto scrivendo Il Gastronauta nel Veneto, abbiamo ampliato un pochettino l'offerta letteraria, e quindi ci sono anche delle gite fuori porta, parliamo di Kenya, Islanda, Stati Uniti, posti in cui io sono realmente stato, che chiaramente sono stati anche romanzati, ma non più di tanto, nei loro passaggi. E poi ci sono stati anche appunto dei personaggi che adesso andremo un pochettino a incuriosirvi per raccontarveli, in cui la sfida divertente era quella di cambiargli leggermente il nome, per cui da fuori magari non si capisce esattamente chi è, ma se uno è un pochettino scafato comincia subito a capire che, per esempio, Cesare De Giorgi si chiama Cesare De Michelis, poi abbiamo un Antonio Dantele che in realtà è Antonio Cantele, che è una persona straordinaria che vive sul altopiano di Asiago, e lui fa il ricercatore di antiche piante, antica frutta. Poi abbiamo Firmino Liotti, che in realtà è l'anagrafe fa Firmino Miotti, il re del torcolato, dalle parti di Bregazze. Tra l'altro, se voi andate a casa sua, lui ha nel libro degli ospiti dei disegni di Folon, di Neri Pozzo e di altre cose, con gli autografi di un certo Tognazzi, di Simon Signore e altri, quando hanno fatto il commissario Pepe a Bassano. E una delle cose belle che io ho trovato quando ho fatto Il Gastronauta nel Veneto era appunto vedere come la nostra regione proprio ha nel suo DNA una certa dicotomia tra persone che fanno una certa professione, ma per hobby, per necessità, per altri motivi eccellono anche in altre cose. Firmino Liotti è uno di questi, ma poi abbiamo anche Pino Gluconato, che vi racconterò tra poco, se avete la pazienza di sentire anche il mio balbettante incedere tra i congiuntivi. Però prima, proprio perché stiamo cercando di giocare un pochettino anche sull'identità di personaggi che poi appartengono alla cronaca, volevo farvi un flash di un signore che poi è diventato un re nel suo settore, e che è uno dei primi incarichi che Barato ha avuto nel suo corso professionale, perché ci sono molti flashback in questo libro, no? Che è chiaramente autobiografico. E a un certo punto questo Barato, che ha fatto anche il portavoce di Gianni De Giorgis a Roma, perché sapete che De Michelis aveva sempre uno staff di persone molto giovani di entrambi i sessi per motivi diversi, e quindi dopo aver fatto il portavoce del De Giorgis, Barato viene contattato, e qua invito Attilio a drizzare le orecchie perché capirà subito di chi si tratta. Viene contattato da un certo Enzo Bosso, un genio allo stato puro, gypsy style, ma produceva jeans e voleva invadere i mercati a partire da quello USA. Qua c'è valore aggiunto per far vendemmia da subito. Sì, ma dopo vi racconto come ho conosciuto io Renzo Bosso. Qua c'è il valore aggiunto per far vendemmia da subito. 15 anni dopo, infatti, si mise pure a fare vino con Roberto Larice, che io ho scoperto chiamarsi Roberto Cipresso, che è un enologo di Bassano, uno dei più quotati winemaker internazionali bassanese come lui. Allora qua c'è Barato che ha contatto con Bosso perché devono stabilire se fare il contratto tra di loro, e Bosso dice: io voglio fregare tutti in anticipo. Lo slang era conseguente al personaggio: occhio sveglio, cervello fino, zoccolo infradito, dipendeva dalla stagione, cravatta mai, nemmeno quando 2 anni dopo fece la scusate, no, non è proprio la roadmap per quotarsi al Nasdaq. Marco ci sta, io non la conosco, ma mi hanno detto che lei è sveglio. I jeans marca
gas o line avrebbero invaso il mercato Yankee. Avete capito che parliamo di Renzo Rosso e dei jeans diesel? Allora faccio un inciso, io Rosso l'ho conosciuto quando non conosceva nessuno, perché frequentava lo studio dentistico dove io ho cominciato a menare di trapano e effettivamente girava così, dopo con l'infradito e tutto il resto. Poi Attilio non so se adesso è cambiato, ma non credo più di tanto, giusto? Bene. Allora, come vi dicevo, questi personaggi sono un po' traslati dalla realtà. A un certo punto, nel girare all'inizio, i primi capitoli viaggiano per la pedemontana vicentina e dopo essere andati a trovare i Firminoliotti, capitiamo con Pino Gluconato. Pino Gluconato è un amabilissimo signore che abita a Schio e lui è un mago nel creare, anzi, nell'assemblare delle creature con la carta riciclata, che siano giornali, libri e tutto il resto. Però, dato che anche la fisionomica ha il suo valore, Pino Gluconato sembra un orsetto. Ma dietro questo orsetto, che maneggia la carta e le ridà nuova vita e dignità, c'è un accanito cacciatore di rapunzoli. Altrimenti non saremo qua, scusa, a leggere. Allora leggo perché non ricordo bene. Allora a un certo punto cosa succede? Che Pino Gluconato sarà oggetto di una storia di baratto, però alla fine così familiarizzano un attimo e quindi entrano in confidenza e Gluconato rivela a Baratto quel suo altro mondo, cioè il cacciatore di rapunzoli, e si danno appuntamento alle 3 di notte. Baratto si sveglia dopo una giornata che non vi dico, 2 fari incerti comparvero nella notte. Il cigorio del fiorino macilento sapeva di fatica quotidiana come la vita del suo padrone, cioè Pino Gluconato. Salì in macchina. Pino mi salutò con l'occhio già in allerta per qualcosa che sapeva cacciare solo lui, per ora. Pino era assorto nei suoi pensieri, io per lo più assopito. 3 di notte. Ci inerpicammo per i colli scledensi. Si affacciò davanti ai fari tremuli uno sterrato che sapeva di bracconieri de no altri. Accostammo al primo slargo. Pino accese la lucetta di cortesia. Tolse dalla borsa un panno arrotolato, nero come la pece. Sembrava uno scassinatore nel posto sbagliato. Slegò il pannolone, apparvero 2 chiodi delle dimensioni di un paracarro. Mi guardò come se mi mostrasse il Sacro Graal. Mi chiesi se quell'occhio mansueto che avevo percepito il giorno prima celasse in realtà un lettore compulsivo di Stephen King, un cinefilo assatanato solo dei cult movie di Quentin Tarantino. In realtà durante il libro voi troverete diverse citazioni cinefile perché il sottoscritto tra i tanti difetti è anche appassionato di cinema. Allora, proseguiamo. I rapunzoli in vernacolo altro non sono che i raperonzoli selvatici, una prelibatezza di questi colli, completamente diversi da quelli che può trovare, Gluconato che parla Baratto, completamente diversi da quelli che può trovare sui banchi del mercato di Vicenza, raccolti intensivamente in pianura. Questi bisogna andarseli a cercare, con pazienza. All'alba è il momento migliore, poiché l'umidità della notte ne facilita la raccolta. Cominciai a inerpicarmi seguendo il passo lento dall'occhio attento del mio mentore. Trovammo una prima colonia di queste strane creature. Sempre Gluconato. La foglia è facile da identificare, ma il problema è estrarli, perché hanno una radice molto bitorzoluta, il terreno attorno è molto resistente e se si rompono perdono tutto il loro fascino, la loro tipicità. Immaginate questi 2 di notte sui colli scledensi. Pino estrasse il punteruolo da Non aprite quella porta, uno degli horror più sanguinari degli anni '80. Con pazienza certosina iniziò a descrivere un cerchio di qualche centimetro attorno alla pianta e poi prese lentamente ad approfondire il solco. Avesse avuto un martello nell'altra mano sarebbe diventato Michelangelo che modellava la terra. E scava lentamente, la pianta cominciò a liberarsi dei suoi legami profondi ed emerse il chiarore di luna. Un bel bitorzolo, non c'è che dire, 30 centimetri di contorsioni radicolari. Io li ho mangiati, ma li ho visti anche prima, non li ho cacciati. Pino lo ripose nella bisaccia e mi invitò a fare altrettanto con una pianta vicina. All'inizio mi sentii quel ragazzino, qua c'è tutto il piccolo che ancora emerge quando scrivevo. All'inizio mi sentii quel ragazzino che la nonna accompagnava sulla spiaggia di Jesolo, che per non bagnarsi il costumino scavava a mani nude la buca nella spiaggia per arrivare all'acqua.
tradotto cosa si fa per non andare a nuotare, questo sono io. Qua era diverso, ma punteruolo a parte, sempre di manualità bucaiola si trattava. Il mio raperonzolo era sui 20 centimetri. Non fate battute che non c'è proprio niente. Cioè, vabbè, l'ho fatta apposta. Allora, aveva la silhouette della ballerina di flamenco. Mi guardai intorno orgoglioso cercando il volto della nonna paziente, ma incrociai la barba soddisfatta di Pino Gluconato. Incontri notturni, come può capitare sulla pedemontana di Cettina. E questo è Pino Gluconato. Poi, come avevo detto, Giovanni Cocco mi aveva suggerito: senti, se proprio vuoi sbarcare le vendite e andare sui bestseller, devi parlare un po' di donne, un po' di sesso e altre robe. Allora questo ha permesso di fare dei piccoli ritrattini al femminile che sono sparsi nel libro. Un pochettini sono pure, diciamo, comparsate, altri invece hanno proprio dei capitoli dedicati, dato per incuriosirvi ve ne butto qualcuna. Cinzia è la cugina della moglie Paola, che esercita la professione di farmacista a Sarmede. Ha tutta una storia con il suo Tony, che è un tedesco che l'ha incontrato perché lui è uscito in bicicletta, ma non me la approfondisco. Cinzia, se l'aveste vista accanto a Victoria Silvstedt vi sareste chiesti qual era l'originale. Poi c'è un'altra che è Tiziana Barbato, che è una giornalista che ha una coppia identica che gira per Castelfranco, ma non vi dico chi è, non fa la giornalista lei. Allora, Tiziana Barbato, noi qui la vediamo traslata in Licia Miglietta, una grandissima attrice di teatro, una sintesi del miglior made in Italy. E qua c'è una riflessione. Le donne, anzi le femmine, hanno molti modi per girarti la password privilegiata per relazionarti con loro. Poi c'è Manuela. Manuela è una camuna, cioè originaria di Bergamo, che il nostro incontra quando lui faceva il servizio militare a Sappada come tenente alpino e lei era il primo incarico di una farmacista di Sappada, e lì si sono conosciuti perché erano entrambi stranieri in zone sconosciute, e la storia di Manuela è strepitosa ed è descritta come la farmacista dal sorriso contagioso come il morbillo. Poi in realtà questa qua perde un bambino che viene operato da un cardiochirurgo nel Texas e poi sposa Helmut De Winkler, che è un architetto che ha rivoluzionato la valle di Sappada, ma questa è un'altra storia. Però quando si parla di donne, chiaramente a un certo punto salta fuori Paola, che Paola è a pagina 70. Allora, voi sapete che il sottoscritto, qualcuno ricorderà di anziana militanza rotariana, nella metà degli anni 80 io sono stato in Kenya a fare il dentista in Kenya, ero laureato da poco, è stata un'esperienza straordinaria. E lì i missionari e i medici che ho incontrato in Kenya hanno quasi tutti il loro nome reale, anche perché non ci sono più, a partire dal padre Ricchetti, che è quello che con Maria, quando siamo andati a suo tempo, ci ha fatto da pioccia. Allora lì cosa succede? Che questo Marco Barato, sempre in flashback, per motivi che non vi sto a descrivere, perché vi leggete il libro se volete, ricorda quando ha incontrato per la prima volta questa Paola, che poi è diventata sua moglie. Lui arrivava dal nord, dall'Etiopia, dove è stato impegnato a fare il reporter per delle guerre che c'erano da quelle parti. Però cosa era successo? Da 3 giorni avevo un piede che stava diventando asimmetrico. Cominciava a camminare anche alle 8 di mattina come uno che ha passato la notte a prosciugare un pub di Londra. Forse una zecca aveva cercato ospitalità nel mio tallone per sfuggire dalla noia del lago Turkana. Il lago Turkana è uno splendido lago al nord del Kenya. Allora cosa fa? Arriva all'ospedale di Wamba, dove ho lavorato anch'io, lì incontra il primario di chirurgia che si chiama Lionelli di Conegliano, il quale, come fanno i medici in Africa, i medici bianchi, scrupolosissimi ma veramente assaltati dai pazienti, mi esaminò con gesti rapidi, la diagnosi di poche parole. Una zecca le sta perforando il tallone, bisogna toglierla subito, altrimenti le parte un ascesso e ho gli antibiotici contati. Ha 5 minuti di tempo, anche 10 se facciamo un po' di anestesia prima. Paola, fai tu, io mi occupo di quello con la gangrena a una mano. Grazie primario, mi sento proprio il principe dei raccomandati. Apparse una giovanetta che potevi pensare fosse in gita premio dopo la maturità. Carrozzeria ben proporzionata, per nulla mortificata dal camice bianco d'ordinanza.
molto intenso, ricordava la Romy Schneider della piscina, anche se io, mezzo zoppo sulla brandina, non mi sentivo competitivo con gli addominali sciantosi di Alain Delon. A un certo punto lei lo visita e decide di togliergli la zecca, no? La guardai come chi sta per fare jumping dalle cascate del Niagara, appeso a un filo grosso come un capello. La guardai negli occhi, in cerca di un'espressione rassicurante, materna, anche se probabilmente aveva giocato con le bambole fino a ieri. Certamente fare il dottore, tanto per stare in tema. Volevo essere Big Jim, ma stavo per svenire. A un certo punto lei gli toglie la zecca, esce tutta una serie di robe, lui guarisce, esce dall'ambulatorio, va nella sua stanza. Passai il resto della giornata cercando di pensare a Marilyn Monroe, ma l'imprinting di quegli occhi mi aveva perforato l'anima. E qua è filosofica, Ci sono donne che prendono l'uomo per la gola. Ci sono donne che nella notte dei tempi prendono l'uomo calamite di altri distretti anatomici. Io venni preso da Paola per un piede e volevo camminare con lei per sempre. Poi la cosa bella è quella che vi ho accennato all'inizio, cioè noi abbiamo un Veneto che va oltre Venezia, la Basilica Palladiana di Vicenza e tante altre cose che sono, oserei dire, scontate. Ma se noi andiamo a cercare, proprio anche con la lente di ingrandimento del viaggiatore curioso, possiamo veramente scoprire delle storie molto belle. E qui ce ne sono perché, per esempio, c'è la storia del Museo della Navigazione Fluviale a Battaglia Terme, che è un capitolo a parte, perché salutiamo Alberto Genesin, là in fondo, vieni con noi a sentirti. E il Museo della Navigazione Fluviale racconta tutto un momento della nostra civiltà in cui il commercio delle merci avveniva per via fluviale, e lì ci sono storie di uomini di fatica, come un'altra storia splendida è quella dei merletti uganei. Dovete sapere che se voi andate da Giorgio Salvanchi, chiaramente romanzato come Giorgio Saltan, che è un eccellente produttore di vini sui colli uganei, lì potete trovare un book con tutto un campionario di merletti come si facevano a Pellestrina. Sì, lo sa che i merletti Pellestrina non sono quelli di Burano, giusto? Si fanno ancora, E si fanno ancora. Ecco, la storia è raccontata. Per dirvi quello che vi ho accennato anche con Firmino Miotti o Liotti, che io ho trovato proprio nei miei viaggi del 2008-2009 tantissime di queste eccellenze in una professione, in questo caso il winemaker, il vino, ma anche coltivavano altri hobby. E come altre storie interessanti le trovi andando verso il Bellunese con il Museo degli Zatteri del Piave, che anche lì il Piave e il Brenta erano veramente delle vie di comunicazione con storie estremamente interessanti. Però, come ha detto Antonio prima, c'è anche questo fil rouge alimentare che permette di raccontare delle storie che dal mio punto di vista vanno oltre il prodotto alimentare in sé, ma sono proprio storie del DNA di una persona che ha dedicato la sua vita a una determinata professione. Allora, qua parliamo di un certo Giobatta. Il pastin, per chi ha frequentazioni bellunesi, sa che è un macinato di carne suina mista a altre cose, ogni macellaio ha il suo segreto, che veniva spalmato su le fette di pane caldo. Il re di questi macellai era un certo Giobatta, che nella vita reale era nello Zoldano. Qui lo ambiento a Lungarone per esigenze, diciamo, cinematografico-letterarie, ed è, come è capitato a me di vedere, proprio i suoi ultimi giorni di professione. E Barato ci va con un suo vecchio amico di scampagnate realistiche, perché uno dei mantra che rientra in questo libro è la passione per i rally. Ne parla uno che i rally è sempre andato a vedere, io non ne ho mai fatto uno. Allora, ci avviciniamo alla macelleria e vanno in due, Barato e il suo amico. Il luogo era anni 50. Invero notai pochi polli alle pareti e i ganci erano liberi, privi dei quarti di Sorana a fare arredo. Più che minimalista, decisamente spoglia. Giobatta, cioè il compare che presenta il macellaio. Giobatta, ti presento Marco, è un vecchio amico, abita a Milano, scriverà un libro su di noi. Dietro il banco, simmetricamente spoglio come le pareti, una specie di tenente Drogo di costate e filetti. Voi sapete che il tenente Drogo è il protagonista principe del deserto di Tartaro.
80 anni portati e vissuti con onesta semplicità, come si usa per queste valli. Tra noi e lui un bancone a senso unico. Al centro un'autentica tinozza con dentro, nelle luci della penombra, quello che poteva essere un macinato per i tognazzi in Noiré della Grande Abbuffata, ad uso di valligiani e turisti. Giobata è il re del pastin, una cosa tipica delle valli bellunesi. La sua ricetta è unica e inimitabile. Vengono anche dalle valli vicine per portarselo a casa o mangiarlo qua, come fossimo da McDonald's, ma rigorosamente in piedi sul sagrato della bottega. Si affiancò al vecchio eroe muto e forse anche sordo una figura minuta e sorridente, evidentemente la moglie, compagna fedele e discreta di una vita. Chiudiamo questo fine settimana. I figli sono uno ingegnere e l'altro avvocato giù a Belluno. Nessuno in paese ha voluto rilevare la nostra attività. Abbassiamo la serranda, per sempre, dopo 60 anni. Faremo i nonni, come tutti quelli della nostra età. Un finale crepuscolare, conseguente alle correnti spoglie, alle luci spente degli interni che preannunciavano già l'imminente chiusura. Con la tinozza mai così gigante in tanti anni, che conteneva il prodotto simbolo della Real Macelleria, l'unico sopravvissuto per evidenti meriti acquisiti sul campo, il testamento spirituale e materiale di una vita, da macellaio. Fuori nel frattempo si stava formando la coda. Maria Pia, la moglie, aveva scaldato sulla piastra 2 belle fette di pane cotto a legna. Giobata, con il gesto consueto degli ultimi 60 anni, le prese e, con una spatola da gelataio, pescò nella tinozza il divin macinato, lo pose più generoso del solito sul pane e ce lo servì, con il sorriso timido di chi si vedeva oramai sui titoli di coda della propria storia, perlomeno di macellaio. Uscimmo addentando golosi un cibo di strada nato nel retro di una bottega. E questo è Giobata col suo pastina. Ma ne troviamo tantissimi altri, sempre in questa dicotomia esistenziale che vi dicevo, perché per esempio per me un mondo a parte è l'Alpago, con le sue storie alpagotte, dove si trova veramente di tutto. Troviamo la storia dell'albero della bicicletta, che è una storia vera, perché tempo fa, quando appunto feci i famosi giri per l'altro libro, trovai un volume bellissimo che si chiamava Alberi monumentali dell'Alpago, e in uno di questi capitoli c'era l'albero della bicicletta. In effetti c'era lo scheletro della bicicletta che ormai era arrivato molto in alto con i rami, e perché è arrivato lì è raccontato nella storia, come c'è la storia di Catarina. Catarina è un elettricista che in realtà, più che fare elettricista, vince continuamente i premi per il miglior salame della vallata, perché nell'Alpago fanno le salamiadi. È una storia vera, gestita da Enzo Del Pra, che qua si chiama Enzo qualcos'altro, che è il titolare del Dolada e che ormai da anni organizza queste Olimpiadi del salame. E poi arriviamo a Sappada. Anche questo è un mondo straordinario, so che qualcuno di voi lo conosce bene, e vicino a Sappada c'è la Val d'Isdende, non solo, ma a Sappada nasce il Piave, quindi è tutto un mix di bellezze straordinarie, cosa per cui il Barato non poteva che fare il tenente alpino a Sappada per tanti motivi, per cui anche quello che viene rievocata, è una chiave che veramente vi invito a leggere, viene rievocato il clima del carnevale di Sappada. Tra l'altro è anche curioso perché in questo libro io mi sono divertito un pochettino a giocare con i nomi, ma anche con citazioni di persone che ho conosciuto nella mia vita. Allora lì per esempio, voi sapete chi ha fatto il militare di noi, perché io l'ho fatto, ho detto di voi, è stato vedi conscio, perché io non ho fatto realmente il militare, perché ero tenente medico all'ospedale militare di Padova, quindi il classico imbucato, no? Sì, però chi ha fatto veramente il militare sa, anche se era sottotenentino di complemento, che cercava sempre l'appoggio in qualcuno che era di firma, tipo il tenente, il capitano, no? Allora qua viene citato Capitan Cosani. Chi ha reminiscenze taracchiane si ricorderà che Paolo Cosani è stato un nostro governatore del club di Udine. Ma poi anche veramente la colonna di quel reggimento alpino che era Sappada era un colonnello, che è un cognome che vi risparmio, ma ci arrivate però, perché anche questo era un ossimoro, era un colonnello con il culto della vita militare da alpino, però era nato a Venezia, forse anche a Cannareggio, non lo so, e lì allora tra le varie storie incontriamo Camilla. Dovete sapere che avendo 3 figli ho cercato anche di distribuire un pochettino le cose, no?
Allora il protagonista si chiama Marco, il mio primo si chiama Marco. Poi l'Islanda l'ho girata con Alberto, che è il secondo, con cui poi in realtà siamo andati a Caponord con le 500 quest'estate, e Camilla non poteva che essere l'aspirante giornalista, che è la figlia di Manuela, la farmacista, quella dal sorriso contagioso come il morrillo, che a un certo punto, dato che la madre di Camilla è impegnata a far maschere di Sappada, porta il giornalista un giorno in giro, tutto il giorno in giro per Sappada. Però a un certo punto questa ragazzina sui 18-19 anni, molto timida, gli dice: ma è vero che lei fa il giornalista? Sì, faccio io, sì, fa lui. Sì, perché comincia a raccontare 2 o 3 cose rendendoli molto sulle generali, ma la ragazzina vede che desidera approfondire, no? Allora Baratto comincia a raccontargli un po' tutte le vicende della sua vita, tra cui anche un'intervista a Indro Montanelli e un'intervista a Enzo Ferrari. Però Checco se lo ricorda, Montanelli lo abbiamo veramente intervistato nel 79 a Coso, e Enzo Ferrari con una manovra molto particolare che ho fatto a suo tempo, l'abbiamo veramente intervistato, perché con Rotaracchi di Castelfranco siamo andati a Modena, c'era ancora Ferrari, gli abbiamo intervistato. Il modo in cui abbiamo combinato l'incontro con Ferrari, che è stato al limite proprio della patacca napoletana, è veramente successo a Castelfranco 35 anni fa ed è raccontato pari pari nel libro. E poi da Belluno si scende giù verso il Veneziano e ci sono 3-4 capitoli, si parla dei merletti, delle sirene e di altre storie, e si parla anche delle ostriche ciabattone, c'è un intero capitolo dedicato alle ostriche ciabattone. E chiaramente uno si chiede: sì, tu parli di qua di là, ma ti sei esposto un pochettino anche con la tua Castelfranco? Certo che il Baratto ha incontrato anche Castelfranco, perché il Baratto in questa storia, come vi dicevo, incontra diversi personaggi. De Giorgis, editore, poi c'è la Sabrina che è la segretaria di redazione, che gli fa un pochettino anche da Virgilio portandolo per il Veneto. Poi c'è un altro personaggio straordinario, che sono quei ritorni seriali che trovate, che è Tony Barbon, l'autista lesto e muto. Tony Barbon, l'autista lesto e muto, che è la sua storia, e perché a un certo punto sto giornalista all'inizio arriva in treno a Santa Lucia, Venezia, poi addirittura viaggia con la Mercedes dell'editore per andare in giro per il Veneto, e guida sempre Tony Barbon. Poi uno di voi avrà incontrato un Baldino Lucchetti nella sua vita. Baldino Lucchetti è praticamente il compare di progetto editoriale di Baratto, che è quel simpatico farabutto che incontriamo tutti noi, cioè quelli che te la vedono sempre in quel posto che cercano di mettere, però sempre sorridendo. Alla fine, ripeto, sono simpatici farabutti. E poi presenza costante e discreta, c'è il grande Puffo. Il grande Puffo dovete andare a vedere. Mi sono dimenticato di portarlo, perché l'ho portato antirugine, qua mi sono dimenticato. Il grande Puffo esiste, il grande Puffo esiste. Vai, comunque andiamo verso la fine. Uno dice: beh, ma a Castelfranco ci è passato, sì o no? E certo che c'è passato. A Castelfranco incontra, città d'arte, chi poteva incontrare? Il sindaco, impegnato altrove, incontra l'assessore alla cultura. E in questo gioco di trasfigurazione della realtà, l'assessore alla cultura di Castelfranco come poteva chiamarsi? Giancarlo Poltron. Perché sul Giancarlo ci stava: ma sapete che io sono una persona così timida, introversa e altro, e Poltron era il cognome giusto, no? Giancarlo Poltron. Allora Poltron lo porta a vedere la torre civica, il museo Giorgione, lo porta a Bolasco, però lo porta anche prima, giusto per familiarizzare con il territorio, a farsi una frattaglia longa. Chi vi parla ha organizzato 2 frattaglie lunghe, cioè delle immonde scorribande tra i piatti sulla base di frattaglie. E alla fine della frattaglia longa l'assessore alla cultura fa un avance a Baratto. Adesso ci arriviamo. Se hai ancora, siamo al 12° piatto di frattaglie, se hai ancora benzina, cambiamo di nuovo marcia e andiamo da un'altra parte. Baratto guarda Poltron e pensa: mi ricordava Duracell, eppure era umano. Scusate, sapete, chi mi conosce sa che sono molto autoironico, quindi passatemi. Tanto ci sono altre 3-4 battute che mi sono autoriferito, ma ve le risparmio per pudore. Allora, dove vanno? Di Mario Biondello avevo sentito molto parlare. Tutto il mondo ne aveva ascoltato il talento al violoncello. Si era fatto conoscere giovanissimo vincendo il premio Tchaikovsky a Mosca, quando ancora non aveva l'età per la patente. Divenuto noto alle vaste platee iniziando a suonare tra i primi nelle Dolomiti.
possibilmente all'alba, dopo 3 ore di scarpinata tra i sentieri, seguito da decine di seguaci. Tuttora il testimonial riconosciuto del Festival dei Suoni tra le Rocce, quello delle Dolomiti appunto. Da qualche anno aveva iniziato a far vibrare le note del suo violoncello nei deserti o sulla cinghia dei vulcani, possibilmente giapponesi. Mario e Poltron erano amici dai tempi dei calzoni corti, cosa vera. Andavamo in Via d'Italia, andavamo a liceo assieme e passavamo davanti alla casa di Siro. Si percepiva dalla complicità dei gesti che non avevano bisogno di parole. Sai, Marco ci farà, questo è Poltron, sai, Marco ci farà una mostra di un suo viaggio in Islanda al museo. Ma va, ci sono stato l'anno scorso, in effetti Brunello è andato 4 anni fa. Ci sono stato l'anno scorso, ma solo per viaggio, senza violoncello, con la famiglia. Beh, allora potresti approfittare e suonarci i pezzi che vuoi tra vulcani e ghiacciai virtuali alla vernice della mostra, perché vogliono fare appunto una mostra al museo. Si guardarono, si erano già capiti, senza l'uso di parole. Adesso arriviamo alla ciccia. Mario aveva fondato con Arianna, sua moglie, un progetto culturale che era visto come esempio in tutta Italia, riportato sempre più spesso dai media nazionali. Antiforfora. Antiforfora è un laboratorio di idee soprattutto, di passione, di entusiasmo. Viviamo in un'epoca in cui la massificazione delle coscienze e l'assopimento delle curiosità che ci rende unici, che ci tiene vivi, sono un pericolo dietro l'angolo. Ci vuole una scossa, tenere la testa libera, curiosa, dalla forfora soprattutto, che impedisce alle idee di entrare o di uscire dal cervello. Allora adesso vi racconto l'antefatto. Allora, quando ho fatto il libro, io ci tenevo molto a poterlo presentare a Antirugine, per una serie di motivi, tra cui il principale, per conflitto di interessi non potevo farlo e sarebbe stato anche il cattivo gusto, farlo a teatro o in biblioteca. Come fai a presentare il libro in una delle librerie della città, quando tutto sommato devi gestirti un po' con tutti? E allora è un motivo in più per sperare che Mario accettasse la proposta e si potesse fare Antirugine. Però mi piaceva tanto Antiforfora. E quando è uscito il libro, e Andrea lo sa, gliel'ho portato, gli ho detto prova a dargli un'occhiatina se riusciamo a farlo. Io ho aspettato per una settimana la telefonata di Brunello che mi dicesse se si può fare, perché non so, a quel capitolo dei Fratelli di Giorgione, quando si sono letti Antiforfora, mi hanno detto che grazie all'Arianna è passato Antiforfora e non sarebbe passato. Torniamo alla storia. Allora, deciso l'uomo, Arianna a lato lo guardava silenziosa e complice. I deus ex machina erano 2, era chiaro. Ci trovavamo in un vecchio capannone di Fabio Di Messo. L'artigiano proprietario, al momento del trasloco, per l'ampliamento della sua attività di mastro di fuochi e sandali, aveva deciso di permettere al suo giovane amico e talento di espletare un progetto che covavano in comune da anni. Pubblico attento, partecipe, da sold out, ogni volta. Oramai lo spettacolo stava per cominciare, i protagonisti in contatto diretto con il pubblico, senza palchi, senza filtri, con idee ed emozioni, così idee ed emozioni si trasmettevano meglio, senza forfora se più facile. Stasera il protagonista era un maestro armeno. Mario conosceva il mondo e l'ospite teneva un corso presso l'isola degli Armeni a Venezia. Domani vado all'oculista, giuro, ho resistito 57 anni, domani devo andare. Era conseguente che passasse per Antiforfora. Suonava una specie di zufolo chiamato duduk, che Mario presentò come il suono dell'anima del mondo. Evocava emozioni e atmosfere incredibili. La sua musica era stata inserita dall'UNESCO nel 2005 nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità, cosa rara, e a quanto mi risultava, per uno strumento musicale. I due andavano a paso doble, uno a suonare ed emozionare, l'altro a tradurre, commentare e trasmettere emozioni conseguenti. Passammo 2 ore che non ricordavo da tempo, in questa accademia artistica dal nome di Champeria Alternativa. E questo è il ritratto di Antirugine. Allora siamo alla fine, io vi ringrazio perché vedo che ancora siete così tutti eretti sul tavolo
e alla fine chiaramente c'è la conclusione, c'è l'ultimo. Allora i capitoli si chiamano, come avete visto, Le ostriche ciabattone, Storia al pagotto e altre robe. L'ultimo capitolo non poteva che chiamarsi Torna a casa Alessi, perché sono passate le 3 settimane, la moglie torna dal Kenya anzi dal Darfur, con una sorpresa che se avete resistito alle 328 pagine andrete a leggere. Tony Barbon, lesto e muto, accompagna Marco Baratto prima all'aeroporto a prendere la moglie e la sorpresa e poi a casa, e chiaramente dato che, come vi dicevo, ci sono dei leitmotiv che ritornano nel libro, c'è anche una colonna sonora che gli aveva regalato un dentista di Bassano che si chiamava Settin, che era un CD che questo dentista aveva fatto per i 50 anni. Forse qualcuno ricorderà che anche qua a Castelfranco l'abbiamo fatto, no? Allora, sì, Trapano Serenade. E allora Baratto regala a Tony Barbon questo CD che lo accompagni quando tornerà nel suo Veneto, e alla fine rimangono soli lui e la moglie. Con Paola quella notte facemmo l'alba, ma lasciai a lei di raccontare le sue storie, per le mie c'era tempo. O 328 pagine. Voglio leggerlo, vero? Qualche domanda, curiosità? No, faccio io una cosa che mi sono dimenticato, scusate. Allora, quando si fa un libro lo scrivi perché ti diverti, poi però devi passare al lato pratico, altrimenti rimangono i manoscritti nei bauli, cosa che avviene sempre molto spesso. Io però avevo come si dice, un desiderio che era quello che venisse realmente pubblicato, e non sapete che ci sono degli editori che invece basta dargli un'offerta per la tipografia e te lo pubblicano. Ecco, allora il libro è stato scritto in 2 mesi, tra luglio e agosto. Praticamente scrivevo un capitolo ogni 2 giorni, primo perché tra luglio e agosto è più tempo, e secondo perché veramente mi divertivo. Poi però è subentrata la seconda fase, e come fare a farlo passare per la tipografia. E lì devo dire che ho avuto anche l'aiuto di Keiko Iori, che voi conoscete, è stato un vice storico di Giorgio Lago. Difatti anche il titolo è Laghista, volutamente Laghista, passaggio a nord-est. La copertina è di un caro amico che è Sandro Gatto, che voi conoscete, e si trattava di capire come gestire la cosa. Devo dire che Giovanni Cocco, quando ci siamo trovati a Venezia alla finale del Campiello, aveva letto ormai tutto il manoscritto e mi ha presentato Loredana Rotundo. Loredana Rotundo è la principale agente letteraria in Italia, la quale, mi diceva Cocco, ha un pregio: lei legge veramente i manoscritti e decide se pubblicarli o meno. Questa amabilissima signora mi guarda e mi fa: sì, il suo è bello, interessante, però ci vuole più sesso. E allora, dato che ormai io mi ero divertito a leggerlo, pubblicarlo mi interessava sì, ma non era proprio la ragione della mia vita, sono stato un po' in stand-by. E a un certo punto si è materializzata la fatta turchina nella persona di Andrea Tralli, che meriti veramente un applauso perché sei coraggioso. Andrea è un coraggioso piccolo editore di Castelfranco, però sta facendo cose egregie, e lui ha accettato di buon grado di prendersi carico della creatura. Poi un altro passaggio, per chi ha esperienza di scrivere libri, un altro passaggio divertentissimo è il rapporto con l'editor. L'editor è quella figura assolutamente originale che ha ogni editore, che è colei o colui, in genere sono colei perché le donne sono più precise, che proprio ti seziona tutta la grammatica, tutto il corso letterario e tutto il resto, e tu devi avere veramente un senso del libro abbastanza forte, perché ti possono anche demolire. Io avevo già passato l'esperienza con l'editor, che era una signora bolognese straordinaria, per l'altro libro, quindi però ero corazzato, sapevo già come difendermi, perché io ho un modo un po' strampalato di scrivere, e a suo tempo con l'edizione 24 ore i primi 2 capitoli su 16 l'altra editor me li aveva bannati, diceva no, non si scrive così, scrive colà, così colà. A un certo punto mi ha rotto le scatole i primi 2 capitoli, poi io gli ho spiegato che si può anche scrivere in un altro modo, che era il mio, passato tutto liscio. Per cui ero corazzato con Clara Battangelo, per il suo lavoro di editor mi ha corretto le punteggiature, quindi mi è andata anche bene, non la dici? Ecco. Questo era dovuto perché le cose si realizzano sempre grazie anche
all'interesse e alla generosità di altri, quindi un grazie veramente e un applauso dovete farlo a questa Clara Battangelo e Andrea che ci ha permesso l'iniziativa. Vi ho lasciati senza parole, giusto? No, con tanta curiosità.